Andiamo quindi a rileggere lo schieramento, mentre cavalli di 3 anni si avviano verso l'autostart con l'1 Akira, Massimo Barbini, 2 Appia, Lorenzo Baldi, 3 Anni dei Daltri, Vincenzo Luongo, 4 Astronaut Horse, Marco Basile, 5 Aloha Bay, Luca Lovera, 6 Avril Cam, Roberto Andreghetti, in seconda fila 7 Atena del Ronco, Vincenzo Piscoglio, 8 Ape San, Marco Stefani, 9 Ariel GSO, Maurizio Cheli. Vediamo qualche problemino per Appia, che ora si getta nuovamente di galoppo, quindi problemi per la sosta in pista per la figlia di Varenne, che è praticamente fuori corsa Appia. L'errore anche di Astronaut Horse, stacco della macchina, veloci. Aloha Bay cerca di impegnare Anni dei Daltri, insiste Luca Lovera, ma Anni dei Daltri gli rientra con l'ausilio della curva Vincenzo Luongo. Poi l'errore di Akira, che era in terza posizione, alla fine rimane Numero davanti. 1 Akira squalificato. Vincenzo Luongo con la figlia di Lebenerrelle, si accoda seconda Aloha Bay. Poi vediamo Ariel GSO in terza posizione davanti a Atena del Ronco. Mentre problemi anche per Avril Cam, direi che non è la corsa per i favoriti. Appia squalificato. 29-1 intanto i primi 400 metri con in vantaggio Anni dei Daltri su Aloha Bay, poi Ariel GSO, Atena del Ronco, Ape San 600 in 46-2. Siamo al passaggio davanti alle tribune, ora rallenta il ritmo Vincenzo Luongo con Anni dei Daltri, sempre Aloha Bay, seconda la corda davanti a Ariel GSO. Tanto cercano di riportarsi in gruppo i cavalli fallosi, primo giro in 1-2,5, 16-3 qui davanti alle tribune, con in vantaggio sempre la figlia di Lebenerrelle tallonata da Aloha Bay, poi Ariel GSO che si scopre all'esterno, Atena del Ronco. Siamo al chilometro passato in 1:18,7, insiste all'esterno Ariel GSO, manovra decisa di Maurizio Cheli che passa al comando a 450 metri dalla conclusione, in vantaggio la figlia di Luc De Star, la portacolori di Sonia Galanti, percorre la retta di là veloce in 14,1, poi è Aloha Bay che ha scavalcato la calante Anni dei Daltri in seconda posizione davanti a Atena del Ronco, ultima curva passata ancora in 14,9, retta d'arrivo con in vantaggio Ariel GSO, si butta di dentro Aloha Bay, di fuori Atena del Ronco, ultimi metri Atena del Ronco, sembra avere le battute migliori e Atena del Ronco viene a vincere su Aloha Bay e Ariel GSO. Bella vittoria della figlia di Pitagora B con Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, lanciata a centropista negli ultimi 300 metri. Viene a vincere per il train di Pietro De Muro, i colori di Daniele De Muro. Vediamo un gran finale di questa figlia di Pitagora B che viene a cogliere la sua terza vittoria in carriera. Davvero bello spunto. Mentre per il secondo posto di dentro Aloha Bay ha battuto una comunque valida Ariel GSO, la quota per Atena del Ronco 7,45.